uno dei più bei cortili di Agrigento, il cortile Salvo, un cortile che è servito anche da set televisivo, cinematografico e teatrale. Ne parliamo con il regista, l'animatore, colui che ha sistemato un po' il tutto. Buongiorno a tutti, io sono Angelo Cinque, che mi conoscete un pochino tutti perché da qualche tempo mi sto dedicando al teatro. Io sono nato in questo cortile, per cui quando sono venuto qua e ho visto nelle condizioni in cui era, tutto fatiscente, pieno di erbacce, tutto rotto, ho voluto fortemente che ritornasse ad essere quello che era nei miei ricordi di bambino. E con tanta pazienza c'era qua una piccolissima stanzetta sotto proprio casa mia, abbandonata, tutta crepata e altro. Mi sono messo di buona leda nel periodo proprio in cui non si poteva uscire, passavo le mie giornate qua dentro a sistemarmi le cose e a curare cose banali, cioè fare delle fugature, delle cose. A poco mi ha appassionato così tanto che l'ho trasformato in quello che vedete ora. Le fotografie precedenti si potrà vedere quello che era, l'ho portata come ora. Per noi ho voluto spostare qua quella che è la mia associazione culturale, la Concordia, dove con tutti gli artisti abbiamo trovato uno spazio finalmente dove poter provare senza disturbare nessuno, dove poter condividere dei momenti di convivialità, di allegria, di concordia, proprio per quello che è lo spirito della nostra associazione, e fare tantissime cose che servono anche per portare il teatro alle persone. In che senso? Io mi accorgo che quando noi facciamo prove, molta gente che passa da via Garibaldi sentendo la musica, sentendo le voci o altro, sale, si fermano e noi facciamo le prove aperte, dove la gente assiste. L'abbiamo fatto per la magia del Natale, che c'era quello che veniva a suonare, Nenè Sciortino che suonava con la chitarra, o altri che venivano con la ciaramedda, e quindi coinvolgere la gente del quartiere a condividere momenti di cultura e di teatro. Ma la cosa importante è stata quella che grazie al mio là, cioè dare l'inizio a questa ristrutturazione, a questa ripulizia della cosa, tutti i vicini a poco hanno risistemato le facciate, tengono pulito il cortile e continueremo ad abbellirlo. Già stanno richiedendo, perché all'inizio della scala c'è un arco molto bello, tutto abbandonato, la parte alta va bene, ma stanno chiedendo le autorizzazioni per farlo sistemare anche la signora di sotto. Quindi speriamo di poter fare quest'angolo, un angolo che possa essere veramente fruito, venire anche dei turisti a poter passare un poco di tempo a vedere quella che era la nostra antica cultura, la nostra tradizione, proprio la cultura del cortile, dove si trascorreva del tempo lietamente anche con assaggi enogastronomici, cioè quelle cose che il turista cerca quando viene in una città come Agrigento. Siamo con Salvo Cinque, il regista un po' delle iniziative fatte, delle produzioni teatrali qui nel Cortile Salvo, che anche la nostra emittente ha diffuso proprio in TV, delle trasmissioni dedicate alle donne, allo Shoah. Questo è stato un po' il leitmotiv della tua attività, ma oltre il passato c'è anche una progettazione che si svilupperà nel 2021. Sì, la mia attività di collaborazione con l'Associazione Culturale Concordia è iniziata ancora prima del video sulla Shoah con la verità, che è stata portata in scena due anni fa, ma nel ruolo di regista ho iniziato questa collaborazione con appunto il video sulla Shoah. E quello su cui si sta lavorando in questi giorni è un video sulla figura sul ruolo della donna nella società moderna. Per il prossimo 8 marzo immagino. Sì, assolutamente, per il prossimo 8 marzo, che vedrà protagonisti diversi attori agrigentini che hanno dato, così come per la Shoah, il loro contributo, la loro disponibilità affinché si potesse realizzare appunto questa nuova produzione. Dopo l'8 marzo avete in cantiere sicuramente altre iniziative che insieme ad Angelo Cinque insomma andrete a sviluppare. Sì, sono
Sono in cantiere anche ulteriori produzioni che andremo a presentare prossimamente, però sono tutte in fase ancora di progettazione, quindi non voglio anticipare nulla rispetto a questo.